Mazzette per pilotare appalti da 600 milioni, trema la sanità siciliana, 12 arresti, maxi operazione della Guardia di Finanza, c'è anche il commissario regionale Covid-19. I test sierologici mostrano che in Sicilia la percentuale di popolazione venuta a contatto con il coronavirus è molto superiore rispetto a quella che sviluppa i sintomi. Il governatore Musumeci pensa ad una patente sanitaria dal 3 giugno per i turisti che decidono di entrare nell'isola, ripartono le compagnie aeree. Gli stabilimenti balneari potranno avviare bar e ristorazione dal 22 maggio, ma la stagione balneare aprirà i battenti il 6 giugno, frenata su discoteche e party. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla fase 2 il Premier Giuseppe Conte afferma: non è momento di movida o party, altrimenti la curva dei contagi risale. Davanti alle immagini delle piazze e dei mercati d'Italia pieni di gente a passeggio e ai video dei locali affollati per le P-Hour si muove anche il Premier per ribadire un concetto fondamentale: il virus è ancora in circolazione, dunque nessuno pensi che siano saltate le regole di precauzione. Ed in Sicilia i test sierologici mostrano che la percentuale di popolazione venuta a contatto con il virus è molto superiore a quella che sviluppa i sintomi. Il servizio di apertura di Carmelo Lentini. A livello nazionale non è per niente finita. Il Covid-19 è sempre in agguato e può colpire quantomeno te lo aspetti. Ed i nemici numero uno della salute pubblica sono rappresentati dai party e dalla movida. Abbiamo tolto l'autocertificazione perché la curva era sotto controllo, ma nessuno pensi che siano saltate le regole di precauzione. Il presidente Giuseppe Conte è stato abbastanza chiaro, rispondendo alla immagine della movida che arrivano da tutte le città, dove centinaia, addirittura migliaia di ragazzi si radunano alla sera e senza mascherina. La curva del contagio risale, il rischio sarebbe concreto e qualche dato preoccuperebbe il governo. Insomma, torna la paura di una nuova stretta, confermata anche dal ministro della Salute Roberto Speranza. Non si possono vanificare gli sforzi enormi fatti negli ultimi 2 mesi e gli investimenti straordinari finanziati nell'ultimo decreto. Se la curva riparte, saremo costretti a richiudere. In Sicilia tutto sembra essere tranquillo, ma non bisogna abbassare la guardia. Nella nostra regione, infatti, i dati raccolti rivelano che la percentuale di siciliani venuti a contatto con il virus è di molto superiore rispetto a quelle che hanno sviluppato i sintomi. Ad avviare per primi i controlli sono state le province di Trapani e Ragusa, dove 5 persone su 100 sono risultate positive ai test sierologici del coronavirus. Inoltre, tutti i soggetti in cui è stata riscontrata la presenza di anticorpi nel sangue sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi, segno che l'infezione non è più in corso e che è passata senza dare sintomi. I test sono iniziati a singhiozzo anche nelle altre province, che con il coinvolgimento delle strutture private. Qualunque cittadino privato può infatti richiederlo a proprie spese, ma come denunciato dal coordinamento intersindacale degli specialisti accreditati, l'assessorato alla salute non ha ancora pronta una piattaforma informatica dove caricare i dati necessari per il tracciamento dei positivi da sottoporre a tampone. L'assessore regionale al territorio e all'ambiente Totò Cordaro ha firmato il decreto attuativo che estende le concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2033. Il provvedimento, si legge in una nota, è frutto di un confronto proficuo con tutte le associazioni di categoria, sentita la 4ª commissione parlamentare presieduta da Giusy Savarino. I punti salienti sono: immediata estensione al 2033, la presentazione delle istanze 1 giugno-31 agosto 2020 attraverso portale informatico dedicato che consentirà per la prima volta l'avvio delle procedure di concessione del demanio marittimo in via digitale. Anche in questo campo, dunque, sottolinea l'assessore Cordaro, con il governo Musumeci trasparenza, semplificazione e rispetto dei tempi delle procedure amministrative. Nel corso della stessa riunione si è stabilito che dal 22 maggio potranno essere avviate le attività di bar e ristorazione all'interno degli stabilimenti balneari previa circolare del Presidente della Regione. È stato infine deciso che, fermo restando il nulla osta dell'assessorato alla sanità che prevede il previo esame positivo delle acque di balneazione, la stagione balneare in Sicilia aprirà i battenti sabato 6 giugno.
Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, pensa ad una patente sanitaria dal 3 giugno per i turisti che decidono di entrare nell'isola. Ripartono anche le compagnie aeree, ma rimane aperta la questione dei rimborsi. Lello Casesa. Patente sanitaria. Con questo termine il presidente della regione Musumeci intende far ripartire il turismo nell'isola e consentire dal 3 giugno l'arrivo di turisti, come sta sperimentando la Sardegna. Ne è convinto il governatore, che dichiara: a decidere non sarà la politica ma i numeri, la curva epidemiologica. La cabina di regia sono i numeri. Se non aumentano i contagi abbiamo ragione di aprire alle altre regioni dal 3 giugno. E se anche questo dovesse andare bene potremmo pensare anche all'arrivo di turisti stranieri, adottando tutti gli accorgimenti previsti. Si tratta di soluzioni parziali perché il virus continua ad essere presente anche in soggetti asintomatici. In questa fase pensiamo, dice ancora Musumeci, ad un turismo autoctono composto dai siciliani che si muovono da un posto all'altro della Sicilia. Sono circa 2 milioni di persone. Se Sicilia e Sardegna guardano con interesse alla patente sanitaria, gli scali aeroportuali stanno valutando la riapertura dei voli in tutto il territorio, Sicilia inclusa, terra di attrazione culturale, archeologica e gastronomica. Le compagnie aeree e le società di gestione aeroportuale lavorano senza sosta alla ripresa dei collegamenti per limitare la profonda crisi che investe il settore. Quasi pronti i collegamenti all'Italia fra Roma e i 2 scali di Palermo e Catania a partire dal 2 giugno. Pronti i collegamenti fra Roma e New York, i voli con la Spagna, i collegamenti diretti fra Milano e il sud Italia. Ed anche la compagnia low cost più famosa nel mondo, Ryanair, torna a riprogrammare i suoi voli da e per gli aeroporti siciliani con le città di Bologna, Pisa, Bergamo, Oriolo al Serio e quelle internazionali con Malta, Praga, Karlsruhe, Baden. Bisognerà adesso capire modalità di prenotazione e soprattutto costi di voli per i passeggeri. Vale la pena di ricordare che se alcune compagnie stanno riprendendo a volare, altre devono rimborsare i biglietti, almeno 1.000 ai tanti passeggeri rimasti a terra a causa Covid. Alcune compagnie propongono una tariffa a partire da 99 euro on way e 178 andata e ritorno verso gli scali europei. Sarà possibile bloccare la tariffa tramite internet e effettuare il pagamento successivamente alla prenotazione. Se il passeggero non desiderasse più volare o volesse modificare la data di partenza, potrà scegliere di cancellare gratuitamente la prenotazione, ricevendo il rimborso dell'intero costo del biglietto o provvedere al rebooking senza supplementi. Tutto questo consentirà maggiore flessibilità al passeggero che potrà comodamente programmare il suo viaggio. Covid-19 in Sicilia, nessun decesso nelle ultime 24 ore nell'isola, 0 contagi in provincia di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nessun nuovo contagio ieri sui 313 tamponi effettuati dall'ASP di Agrigento. I positivi restano sempre a quota 125. Aumenta di una unità i guariti in provincia portandosi a 98, 9 sono i soggetti posti in quarantena, scendono a 36 ricoverati negli ospedali siciliani di Caltanissetta e Palermo. La nuova guarigione riguarda la città di Licata, un soggetto ivi residente, i decessi fermi sempre a 14, dismessi dalle strutture residenziali 1, il totale dei tamponi sino a qui fatti sono 7.320. In Sicilia anche ieri sono stati 8 i tamponi risultati positivi come il giorno precedente, è diminuita però la base su cui sono stati effettuati i controlli per un numero di 1.533, raggiungendo il dato complessivo di 123.573. I guariti salgono di 9 unità e vanno a 1.620, scendono di 8 i ricoverati, 129 in totale, meno 1 in terapia intensiva e vanno a 11, in isolamento domiciliare più 7 e salgono a 1.394, nessun nuovo decesso. Il quadro nelle province siciliane dà un aumento di 3 positivi in provincia di Palermo che si porta a 364 e quella di Siracusa con uno nuovo e va a 33. Stabili le province di Trapani, Caltanissetta, Ragusa ed Enna. Negativi quelli di Messina, meno 3, Catania meno 1, Agrigento meno 1 con 43 casi. Intanto per il dopo Covid nella seconda fase sono riprese le attività commerciali anche nella nostra provincia, come ci testimonia Giuseppe Iacono, parrucchiere per uomo di Raffadali.
dobbiamo ripartire più forti di prima, con l'entusiasmo e con la voglia di lavorare. Solo questo dobbiamo fare. Grazie a Dio diciamo che si sta passando, con la speranza che tutto vada per il verso buono. Noi ce la stiamo mettendo tutta, mascherina, guanti, igienizzante, e grazie ai clienti che non hanno paura di venire ci stanno facendo lavorare, grazie a Dio. E sì, bisogna essere fiduciosi e come dire, mettercela tutta, perché il periodo è stato abbastanza pesante, stare a casa senza lavorare è stato abbastanza pesante, diciamo, dai. Però grazie a Dio è passato. Ti posso dire che i clienti, come tu vedi, vengono già muniti sia di mascherine, vengono muniti di guanti. Sto vedendo che effettivamente le persone si stanno comportando come dice il sindaco, come dice il PDF, come ci stanno dando le linee guida per lavorare. Siamo tutti contenti e fiduciosi della ripresa che stiamo facendo, grazie a Dio. Diciamo che stiamo uscendo dal tunnel. Stiamo incominciando a vedere la luce, speriamo che sia una bella luce per tutti, come si dice, quando sulla affaccia per tutti. Mazzette per pilotare appalti da 600 milioni, trema la sanità siciliana, 12 arresti, c'è il servizio. Operazione della Guardia di Finanza di Palermo denominata Sorella Sanità. Le accuse: corruzione e appalti pilotati nella sanità siciliana, eseguite 12 misure cautelari personali, sequestrate imprese e disponibilità finanziarie. 12 soggetti indagati a vario titolo per corruzione in atto contrario ai doveri di ufficio, induzione indebita, dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, rivelazione di segreto di ufficio e turbata libertà degli incanti. In carcere sono finiti il 54enne Fabio Damiani, attuale direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale 9 di Trapani, e il 44enne Salvatore Manganaro, originario di Agrigento, definito dagli inquirenti il suo faccendiere di riferimento. Io ho sempre difeso voi. Sono direttore generale della Spintrapani, con cui poi dovrò parlare ugualmente con voi e voi con me in altri ambienti. Quello che abbiamo fatto è stato veramente tanto, c'è molto pesato. Domiciliari invece per il 54enne Antonino Candela, palermitano ed attuale coordinatore della struttura regionale per l'emergenza del coronavirus, già commissario straordinario e direttore generale dell'azienda provinciale sanitaria numero 6 di Palermo, come pure domiciliari per il suo faccendiere di riferimento, il 47enne Giuseppe Taibi. Per il 55enne romano Francesco Zanzi, amministratore delegato della SPA Tecnologie Sanitarie, per il 50enne cagliaritano Roberto Satta, responsabile operativo sempre della Tecnologie Sanitarie, per il 41enne palermitano Angelo Montisanti, responsabile operativo per la Sicilia della società Siram SPA e amministratore delegato di Sei Energia. Domiciliari anche per il 49enne napoletano Crescenzo Di Stasio, direttore unità business per il centro-sud della stessa Siram SPA. Sempre domiciliari per il 40enne milanese Ivan Turola, referente occulto della società Ferco SRL, per il 47enne nisseno Salvatore Navarra, presidente del consiglio di amministrazione della SPA PFE. Divieto temporaneo per l'esercizio di attività professionali, imprenditoriali e pubblici uffici per il 59enne catanese Giovanni Tranquillo, referente occulto della SPA Euro e Promos e della PFE, ma anche per l'ingegnere 63enne Giuseppe Di Martino, originario di Polizzi Generose in provincia di Palermo, membro questo di commissione di gara. Sequestrate preventivamente 7 società aventi sede in Sicilia e Lombardia, disponibilità finanziarie per 160.000 euro come ammontare accertato delle tangenti già versate. Le mazzette promesse ai pubblici ufficiali raggiungevano una cifra di almeno 1.800.000 euro. Intercettazioni telefoniche ambientali, appostamenti, pedinamenti, videoriprese, esami documentali e dei flussi finanziari hanno consentito di ipotizzare l'esistenza di un centro di potere composto da faccendieri, imprenditori e pubblici ufficiali infedeli che avrebbero assoggettato la funzione pubblica agli interessi privati, così da lucrare in debiti e cospicui vantaggi economici nel settore della sanità pubblica. Un sistema corruttivo ruotante intorno alle gare indette dalla CUC, centrale unica di committenza della regione siciliana, e dall'ASP 6 di Palermo per l'accaparramento di appalti milionari nel settore sanitario siciliano.
Analizzati dagli specialisti della Guardia di Finanza 4 procedure ad evidenza pubblica interessate da turbativa e aggiudicate a partire dal 2016 per complessivi 600 milioni di euro, riguardanti la gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali bandita dall'ASP6 per 17 milioni 630 mila euro, i servizi integrati per la manutenzione di apparecchiature elettromedicali bandita dalla Centrale Unica di Committenza per un valore di 202 milioni 400 mila euro, la fornitura di vettori energetici, conduzione e manutenzione impianti tecnologici bandita dall'ASP6 per 126 milioni 490 mila euro e per i servizi di polizia per gli enti del Servizio Sanitario Regionale bandita dalla CUC per 227 milioni 686 mila 423 euro. Tu mi hai detto sì a 5 per non fermare un cavallo che poteva arrivare, ed ero io. Però siccome sto cavallo poteva anche azzopparsi, perché non era per nulla semplice, anzi tu eri a mare, pregiudicate condotte illecite che garantivano, si legge nel comunicato stampa, l'arricchimento personale dei pubblici ufficiali infedeli e dei loro intermediari attraverso l'applicazione di un tariffario che si aggirava intorno al 5% del valore della commessa aggiudicata. I vincitori delle gare erano consapevoli e partecipi delle dinamiche criminali, traendo un vantaggio che avrebbe remunerato nel tempo il pagamento delle tangenti. Un consolidato schema ricostruito dagli specialisti delle Fiamme Gialle, articolato nelle seguenti modalità. L'imprenditore interessato all'appalto avvicinava il faccendiere, noto interfaccia del pubblico ufficiale corrotto, faccendiere che d'intesa con il pubblico ufficiale concordava con l'impresa corruttrice le strategie criminali per favorire l'aggiudicazione della gara. Società che, ricevute notizie dettagliate e riservate, presentavano la propria offerta guidata, adeguatamente eseguita fino all'ottenimento del risultato illecito. Venivano attribuiti punteggi discrezionali non riflettenti il merito del progetto presentato, sostituite le buste contenenti le offerte economiche, pagati gli stati di avanzamento dei lavori, anche in mancanza della documentazione giustificativa necessaria, diffuse informazioni riservate coperte da segreto di ufficio. C'erano anche casi in cui i pagamenti delle tangenti avvenivano con la classica consegna di denaro contante durante degli incontri riservati, ma il più delle volte mimetizzati attraverso complesse operazioni contabili tra le società aggiudicatarie dell'appalto e una galassia di altre imprese, intestate a prestanomi ma riconducibili ai faccendieri di riferimento dei pubblici ufficiali corrotti. Per rendere ancora più complessa l'individuazione del sistema, gli indagati avevano finanche creato trust ingannevoli per schermare la reale riconducibilità delle società utilizzate. Un patto criminale ulteriormente cementato da continue e sistematiche interlocuzioni necessarie per gestire tutte le fasi attuative dei contratti la cui durata era ovviamente pluriennale. Reati che sottraggono alla collettività risorse pubbliche, incidendo pesantemente anche sulla qualità dei servizi forniti ai cittadini, soprattutto in un settore delicato come la sanità. Il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Sodano interviene in merito allo scandalo sanitario in Sicilia. Gli arresti per corruzione nella sanità siciliana, dichiara Sodano, costituiscono l'ennesima umiliazione nei confronti del nostro popolo. L'operazione ha smascherato un sistema di tangenti che riguardava le gare indette dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e dell'ASP di Palermo in piena emergenza coronavirus. Il 5% del valore di appalti era destinato ai manager della debolissima sanità siciliana. Sono coinvolti politici e amministratori della sanità pubblica locale. Sono gli individui, conclude Sodano, che rubano il futuro ad ogni singolo siciliano. Piantagione di cannabis in riva al mare a Licata, arrestato un 31enne, sequestrati 20 kg di stupefacente che sulla piazza avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. I carabinieri stavano controllando le località balneari per scongiurare eventuali assembramenti in spiaggia. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Licata hanno arrestato un 31enne licatese per coltivazione di sostanze stupefacenti, in quanto l'hanno trovato nelle pertinenze della sua abitazione una vera e propria piantagione con circa 180 piante di cannabis pronte per l'essiccazione. I militari della sezione operativa della compagnia di Licata infatti stavano pattugliando in borghese
su un'autocivetta alle spiagge per prevenire eventuali assembramenti al fine del Covid-19. A un certo punto, mentre scrutavano i villini che si affacciavano sul lungomare, hanno notato qualcosa di anomalo sul retro di una delle case, hanno così deciso di approfondire. Il proprietario dell'abitazione, quando ha capito che si trattava di una vera e propria perquisizione, si è dimostrato subito inquieto ed esitante, rafforzando così i sospetti dei militari. Dalle stanze della casa, in particolare dalla camera da letto del 31enne che sembrava essere un insospettabile, sono cominciati così a saltare fuori semi di cannabis, un bilancino, dosi di erba già confezionata, tanto da far immaginare ai militari un vivaio di potenziali clienti in casa. Dalle stanze della casa, in particolare della camera da letto del 31enne che sembrava essere un insospettabile, sono cominciati a saltare fuori semi di cannabis, un bilancino, alcune dosi di erba già confezionata, tanto da far immaginare ai militari un via vai di potenziali clienti in casa. La perquisizione si è estesa quindi fino al terreno agricolo collegato all'abitazione, incontrata caduta, dove i militari hanno così scoperto una vasta piantagione di cannabis attrezzata con impianti di illuminazione e di irrigazione, ben 180 piante cresciute fino a 1,5 metri e pronte a essere essiccate, oltre a 500 grammi di stupefacente già pronto per la distribuzione al dettaglio. I carabinieri hanno così estirpato e sequestrato le piante dopo un'analisi di laboratorio per capire il principio attivo dello stupefacente. Queste verranno distrutte. In tutto si tratta di 20 kg di droga che sulla piazza avrebbe fruttato oltre 10.000 euro. Per l'uomo sono scattate subito le manette con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. Il 31enne è ora agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Operazione Matriosca, arrestate 6 persone a Patti nel Messinese per furto ed estorsione ai danni di persone anziane. I dettagli nel servizio. Arrestati dai carabinieri della compagnia di Patti i componenti di una banda ritenuti responsabili di numerosi furti in danno di persone anziane ed estorsione in provincia di Messina. Alle prime luci dell'alba di oggi a Roma e Guidonia Montecelio, i militari della compagnia pattese, con il supporto dei militari della compagnia di Tivoli, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura, hanno arrestato 6 persone, tutte di etnia rom, domiciliate in campi nomadi nella provincia di Roma. Gli arrestati, di età compresa tra i 32 e i 61 anni, sono ritenuti responsabili a vario titolo di furto aggravato in concorso, estorsione in concorso, nonché indebito utilizzo di carte di credito, uso di atto falso e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Il provvedimento restrittivo scaturisce dall'attività di indagine sviluppata dalla sezione operativa della compagnia Carabinieri di Patti e dalle stazioni di Santa Domenica Vittoria, San Piero Patti e Ficarra, i cui esiti hanno consentito di ricostruire le attività criminali commesse dagli indagati che tra il 2017 e il 2018 in alcuni comuni della provincia di Messina si sono resi responsabili di numerosi reati contro il patrimonio, tanto più odiosi in quanto commessi in danno di persone ultraottantenni prescelte come vittime in ragione della loro vulnerabilità. L'attività investigativa ha avuto origine da una denuncia sporta nel giugno 2017 da un'anziana donna 85enne di Santa Domenica Vittoria, la quale si è rivolta ai carabinieri della locale stazione dopo essersi accorta che dalla propria abitazione erano stati rubati 11.800 euro in denaro contante, la propria carta d'identità ed una carta bancoposta con relativi codici, da cui erano stati effettuati 3 prelievi da 600 euro l'uno presso gli uffici postali situati a Giarre e Campora San Giovanni. La vittima ha raccontato ai militari che pochi giorni prima di accorgersi dell'ammanco dei valori, 2 donne di giovane età si erano furtivamente introdotte all'interno della sua abitazione mentre lei era impegnata ad innaffiare i fiori. L'anziana aveva sorpreso le 2 intruse all'interno del salotto di casa e queste si erano giustificate dicendo che una di loro era in stato di gravidanza e necessitava del bagno, carpendo in tal modo la fiducia dell'anziana signora che acconsentiva al suo utilizzo. In seguito, prima di lasciare l'abitazione, le 2 donne abbracciavano contemporaneamente la malcapitata per lunghi secondi al fine di distrarla e impedirle di notare, evidentemente, altri movimenti sospetti. Alcuni mesi dopo, alla fine del mese di dicembre 2017, si è verificato un ulteriore furto in danno di una signora 83enne di San Piero Patti, commesso con modalità assimilabili al precedente. Gli ulteriori reati accertati sono avvenuti nel mese di giugno 2018, quando un furto veniva commesso in danno di una signora 87enne di Ficarra.
A Santa Domenica Vittoria i malviventi colpivano nuovamente la stessa anziana derubata esattamente un anno prima. In questa occasione, senza che la vittima se ne accorgesse, una donna si era introdotta nell'abitazione asportando un borsellino con all'interno la carta bancoposta e relativi codici, con cui veniva in seguito effettuato un prelievo di 600 euro presso uno sportello di Falcone. Gli accertamenti condotti dai carabinieri a seguito di questo furto hanno permesso di risalire all'autovettura utilizzata dai ladri per commettere il reato. Le indagini condotte dai carabinieri della sezione operativa di Patti e dalle competenti stazioni carabinieri sono state svolte partendo dalle dichiarazioni rese dalle vittime e da alcuni testimoni e attraverso la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza nei pressi dei luoghi in cui sono stati commessi i reati e degli apparati installati presso gli sportelli automatici ove sono stati effettuati i prelievi con i bancomat rubati. Rischio di cedimento, sequestrato un viadotto sulla Palermo-Messina, 6 indagati. Le indagini che hanno portato al provvedimento sono scattate dopo la segnalazione di un automobilista su una situazione di pericolo e di potenziale dissesto. Vediamo. Ancora una volta le condizioni strutturali dell'autostrada A20 Messina-Palermo finiscono sotto la lente della magistratura. Nelle scorse ore la Polizia Stradale di Sant'Agata Militello ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica, avente ad oggetto il viadotto autostradale denominato Buzza dell'autostrada A20 Messina-Palermo, gestita dal Consorzio Autostrade Siciliane e situato nel territorio di Caronia. Il decreto di sequestro ha interessato il viadotto autostradale lato mare, posizione nord, su cui poggia la carreggiata autostradale con direzione di marcia Messina-Palermo al chilometro 119-620 e 120-840. Attualmente risultano iscritti nel registro degli indagati 6 funzionari del CAS, in particolare si tratta dei direttori generali dell'ente e dei responsabili delle singole aree autostradali, succedutisi negli anni, i quali non avrebbero provveduto alla manutenzione e al ripristino a regola d'arte della struttura, omettendo, secondo l'accusa, di effettuare i lavori necessari per rimuovere le relative potenziali situazioni di pericolo. Le indagini sono state avviate a seguito della comunicazione di un utente della strada, il quale aveva segnalato una situazione di pericolo e di potenziale dissesto riguardante il viadotto in questione. A seguito della segnalazione, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel dicembre del 2018 ha eseguito un apposito sopralluogo sul viadotto, rilevando il disassamento dei basamenti dei pilastri portanti della struttura. La Procura di Patti ha proceduto alla nomina di un consulente tecnico che, in sinergia con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con il distaccamento di Polizia Stradale di Sant'Agata Militello, all'esito di complesse indagini tecniche, ha concluso come il viadotto Buzza, nella carreggiata con direzione Messina-Palermo, mostri chiari segnali di dissesto e di abbandono. Le indagini tecniche hanno evidenziato in particolare come lo stato del viadotto, situato come detto nel territorio di Caronia, alla luce della grave situazione, debba essere corretto immediatamente per scongiurare il rischio serio e concreto di cedimento e di collasso dell'intera struttura. Un rischio che potrebbe verificarsi in primo luogo a seguito di un evento sismico anche di bassa portata e sempre, secondo il consulente, anche da semplici azioni ambientali usuali, ossia eventi atmosferici naturali, fra cui sono da annoverarsi anche le semplici variazioni termiche. L'organo di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva già intimato al Consorzio per le Autostrade Siciliane di provvedere al monitoraggio immediato delle condizioni dell'opera, alla relativa manutenzione e, nelle more, all'interdizione al traffico veicolare. Dalle indagini poste in essere risulta come il CAS, invece, nel corso di oltre un anno e mezzo si sia limitato esclusivamente a interdire al traffico il viadotto, interrompendo anzitempo e del tutto arbitrariamente, a partire dall'aprile 2018 fino ad oggi, l'azione di monitoraggio che pure era stata inizialmente intrapresa. Il CAS, inoltre, sempre secondo l'accusa, nel periodo in esame non ha adempiuto all'avvio di qualsiasi opera di manutenzione o di verifica preliminare necessaria. Rimane libero da vincoli e dunque aperto al traffico il viadotto parallelo esistente nel medesimo tratto su cui poggia la carreggiata autostradale con direzione inversa Palermo-Messina, sulla quale si svolge attualmente tutta la circolazione veicolare con doppio senso di marcia.
L'ex sindaco di Racalmuto, Salvatore Petrotto, è stato denunciato per diffamazione dal giornalista Lelio Castaldo, direttore del quotidiano online Sicilia24ore.it. Accompagnato dal legale di fiducia Giuseppe Aiello, Lelio Castaldo si è recato al comando dei carabinieri del villaggio Mosea d'Agrigento per sporgere denuncia con l'ipotesi di reato di calunnia e diffamazione, consegnando l'esposto e il relativo video oggetto della presunte accuse infamanti. È stato pubblicato il video in questione sulla pagina Facebook di Salvatore Petrotto. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il Parlamento della Legalità organizza un'iniziativa in memoria di Giovanni Falcone. Tra 2 giorni l'anniversario della morte. Era il 23 maggio 1992. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il Parlamento della Legalità Internazionale ricorda domani le vittime della strage di Capaci. Una messa solenne sarà presieduta da Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, guida spirituale del Parlamento della Legalità Internazionale. Diverse le rappresentanze delle forze dell'ordine, tra questi il generale di Corpo d'Armata Carmine Lopez, generale interregionale dell'Italia sud-occidentale, della Guardia di Finanza e presidente onorario del Parlamento della Legalità Internazionale. Domani alle ore 10:30 ci troveremo in tanti presso la chiesa di San Castrense a Monreale per celebrare il 28° anniversario della strage di Capaci, dove Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonino Montinaro pagarono con la vita un impegno culturale di riscatto di questa terra di Sicilia. Sarà per noi un momento di riflessione, un momento singolare attorno all'altare con Monsignor Michele Pennisi, il nostro arcivescovo, che celebrerà una messa per le vittime della strage del 92. Saranno con noi alcune rappresentanze delle forze dell'ordine, il generale Lopez, il generale interregionale dell'Italia sud-occidentale della Guardia di Finanza, nonché nostro presidente onorario del Parlamento della Legalità. Un grazie di cuore lo vorrei indirizzare alla Presidente del Senato, Maria Elena Casellati, per un messaggio bellissimo che ci ha fatto pervenire. E sarà per noi momento di riflessione in questo 28° anniversario, alla vigilia della quale leggiamo brutte notizie, raccomandazione, spartizione di poltrone, tangenti. Ma Giovanni Falcone è morto invano? Ma esistono coloro che ogni giorno hanno il cosiddetto timor di Dio? Noi ce lo chiediamo, i giovani se lo chiedono gli onesti. Come sarà questo 28°? Sì, metteremo un lenzuolo bianco, anche noi domani a chiusura della celebrazione faremo snodare un lenzuolo bianco con il volto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma chi realmente lo ricorderà nel silenzio della sua coscienza? Chi li ricorderà guardando i propri figli e dicendo: vi stiamo lasciando un mondo migliore, stiamo facendo qualcosa per voi? Continueremo a credere che nessuna notte deve essere così lunga da impedire al giorno di ritornare. E noi, grande famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale, abbiamo pensato di ricordare Giovanni non solo mettendo un lenzuolo, ma trovandoci all'altare, ai piedi di un altare, quella bellissima chiesa di San Castrense. Ringrazio Don Antonio Crupi, Monsignor Michele Pennisi, che ci apriranno domani le porte di una chiesa e le loro braccia, perché abbiamo pensato di chiedere verità e giustizia a Dio, il quale, come ci ricorda Don Tonino Bello, che è l'ispiratore del nostro movimento, dinanzi al tribunale degli uomini renderai conto delle tue azioni, ma davanti al tribunale di Dio renderai conto dei tuoi silenzi. E allora il nostro pensiero va a Giovanni, a Francesca, a Vito, a Rocco, ad Antonio, per dire: non siete morti invano, non siete morti invano. Tanti vi ricordiamo con amore, con affetto, e il Parlamento della Legalità Internazionale lo farà domani 22 maggio, che è peraltro liturgicamente parlando il giorno dedicato a Santa Rita, la santa degli impossibili. E allora noi chiederemo un mondo migliore, e lo chiederemo ai piedi di un altare, perché realmente gli onesti abbiano voce e possano mettere a tacere le urla di chi invece dimentica spesso il sacrificio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Noi domani ci troveremo in chiesa a San Castrense a Monreale alle ore 10:30 per pregare per un mondo migliore. Sportelli di assistenza e consulenza gratuita, l'impegno del Sor Optimis in questi giorni di emergenza. Margherita Trupiano.
In questi giorni di emergenza non è venuto meno l'impegno del Sir Optimist, che ha attivato una serie di iniziative che, seppur nel rispetto delle regole ferree imposte dai decreti sul contenimento del dilagare del Covid-19, sono stati efficaci e mirati ad un aiuto concreto a tanti. Protagoniste sono state le donne soroptimiste dalle preziose professionalità che, su indicazione dei vertici del club, hanno offerto aiuti gratuiti a chi ne avesse bisogno. In questo tempo difficile e inatteso, afferma la presidente del club di Agrigento, Olga Milano, abbiamo attivato una rete di solidarietà che, insieme ad altri club dell'Unione Italiana, ci ha viste protagoniste in servizi di consulenza online. Oltre alla donazione di 250 mascherine FFP2 all'ospedale San Giovanni di Dio e la partecipazione attiva delle nostre socie all'assistenza psicologica online, abbiamo tenuto una tavola rotonda, dice, in videoconferenza, in cui si sono susseguiti interventi di natura scientifica delle socie di Agrigento impegnate a chiarire aspetti medici, psicologici e farmacologici relativi al Covid-19. All'incontro ha anche partecipato, con toccante racconto, la dottoressa Minio, pneumologa presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, mentre illustra ancora la Presidente, con la collaborazione della Scuola Media Garibaldi e dell'ASP di Agrigento, sempre in modalità online, prossimamente organizzeremo un incontro per sostenere i genitori con figli adolescenti. I servizi gratuiti del Sir Optimist non si fermano a questo. Il numero nazionale 02546211 offre vari sportelli a cui ci si può rivolgere, ripetiamo, gratuitamente, ed avere risposte ed indicazioni dalle professioniste su diverse tematiche. Si spazia dall'orientamento legale all'ambulatorio virtuale, all'assistenza psicologica, lo sportello notarile, quello di orientamento per tematiche legate ad attività svolte dai commercialisti, e non manca nemmeno un altro sportello che fornisce consigli nutrizionali. I servizi di consulenza sono attivi dal lunedì al venerdì, mentre quello sui consigli nutrizionali è contattabile anche il sabato. Le forti correnti di Mar Robbio, che negli scorsi giorni hanno aggredito le coste sallioline, hanno trasportato fin dentro l'alveo del fiume Acragas la carcassa di un'enorme tartaruga caretta di ben 80 kg. Lo scrive l'associazione ambientalista Maria Amica Agrigento. Dopo aver ricevuto la segnalazione, siamo riusciti con qualche difficoltà a trainarla a riva per le misurazioni e poi, con il fattivo aiuto di una pattuglia dei carabinieri di Villa Seta, l'abbiamo consegnata alla ditta specializzata per la distruzione delle carcasse di animali, raccontano dall'associazione ambientalista. ZTL in via Atenea ad Agrigento ancora sospesa, altro rinvio di una settimana per problemi tecnici legati al funzionamento della telecamera intelligente all'entrata del varco di Porta di Ponte del semaforo. Sospesa a marzo in seguito all'emergenza sanitaria del coronavirus, doveva tornare attiva prima l'11 maggio, poi il 18, in concomitanza con la riapertura dei negozi, ma è scaturita la decisione di posticiparla a lunedì 25 maggio. La zona a traffico limitato verrà ripristinata con le medesime modalità dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Non sarà consentito il traffico veicolare tranne che per i mezzi autorizzati. Stop definitivo ai campionati dilettantistici. Carmelo Lentini. Stop definitivo ai campionati dilettantistici di calcio a 11 di futsal e femminile, sia a livello nazionale che regionale. Lo ha sancito il Consiglio federale che si è tenuto mercoledì scorso a Roma. Sarà sempre lo stesso organismo chiamato a riunirsi nelle prossime settimane a stabilire i criteri relativi agli esiti delle competizioni. Al Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che si terrà invece venerdì 22 maggio, spetterà il compito di formulare delle proposte al riguardo da presentare poi al Consiglio della FIGC. È una decisione adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i soggetti che a vario titolo prendono parte alle nostre competizioni, ha dichiarato il presidente della LND Cosimo Sibilia. La peculiarità del mondo dilettantistico rende estremamente complicato ipotizzare, pur volendolo, immaginare uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 di giugno, come stabilito invece per i professionisti.
la cui scadenza è stata prorogata al 31 agosto, per concludere le rispettive attività entro il 20 dello stesso mese. Nel corso della riunione il presidente della FIGC Gravina ha anche annunciato il riavvio del tavolo dedicato alla riforma dei campionati, interrotto dall'emergenza del Covid-19, come più volte richiesto dalla stessa LND. Un tema, quello della revisione dei format, peraltro presente nel programma dell'attuale governance federale. Nella prossima riunione tutte le componenti porteranno le proprie proposte. Le nostre, conclude poi Sibilia, saranno concrete e pensate in un'ottica di sistema. Alle 16 e alle 21 una puntata speciale di Target condotta da Giuseppe Moscato, che nel suo salotto virtuale ha riunito alcuni colleghi per un dibattito a 360 gradi sulle fasi salienti del Covid-19, di riverberi sui vari aspetti della vita. Ospiti il nostro direttore Arturo Cantella, Franco Pullara, Fabio Russello, Gerlando Cardinale e Francesco Pira. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.